Direttore, Agrigento Noir diventa un appuntamento ormai atteso e importante e ogni anno sempre più ricco di novità e di proposte sicuramente interessanti. Certamente la cultura va sostenuta, noi siamo un ente culturale che si occupa di beni culturali e la letteratura fa anche parte di questo patrimonio che noi dobbiamo far conoscere, alimentare e laddove è possibile, anche con risorse modeste, sostenere. Lo sosteniamo all'interno delle nostre strutture, lo abbiamo già fatto lo scorso anno ed è un appuntamento importante secondo me che rilancia la capacità culturale e organizzativa di questo territorio, molto spesso ho martoriato ma devo dire pieno di uomini che hanno amore. Alessandro Accorso Tagano ha l'amore per la cultura e per cui grazie a loro che si mantiene vivo l'interesse per questo mondo che va, come ripeto, sostenuto e incoraggiato e fatto conoscere. Alessandro Accorso Tagano è il papà di Agrigento Noir, 3 giornate all'insegna del giallo. Sì, io voglio fare presente una cosa, che da soli non si va da nessuna parte. Per questo io sì, sono il papà, come voi avete detto giustamente, perché è un'idea che era nata 3 anni fa, ma se fossi stato papà padrone, diciamo, non sarebbe cresciuto, ma grazie allo staff, tutto lo staff, direttore artistico, alle presentatrici, a chi ha i collegamenti con la stampa e non solo, grazie agli sponsor, perché come giustamente ha detto il direttore, il parco ci ha aiutato, ma siccome noi abbiamo anche dei costi da affrontare riguardante l'ospitalità degli autori che vengono per lo più da altre parti d'Italia, se non fosse anche per alcuni sponsor privati che ci hanno aiutato a coprire queste spese, Agrigento Noir possibilmente dopo il primo anno sarebbe già morta sul nascere. Io devo ringraziare tutti gli sponsor istituzionali, tutti gli sponsor privati, ma soprattutto, ribadisco, lo staff che soprattutto quest'anno con il piede rotto mi ha aiutato ancora di più in alcune faccende, diciamo, quelle che alla fine, quello che voglio dire, alla fine sono le cose più piccole che ti rendono grande un evento, perché a prenotare un aereo non ci vuole niente, però alla logistica, all'amplificazione, alle bottigliette d'acqua, queste cose sono più importanti magari di altre che sembrano invece il contrario.